Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Continua la campagna acquisti della DC. Inizia oggi a Ribera la festa dell'amicizia organizzata dalla Democrazia Cristiana e dal suo leader regionale Totò Cuffaro. La campagna acquisti non si ferma. Già ieri sono stati annunciati altri passaggi al partito provenienti dai partiti alleati. 2 consiglieri comunali al comune di Agrigento si sono uniti ad altri 2 arrivati in precedenza. Cuffaro manda un messaggio chiaro dicendo di pretendere la celere approvazione della norma sulle province e ribadendo l'intenzione di costruire una democrazia cristiana giovane. Forse è proprio per questo che la chiusura musicale sarà affidata ai cugini di campagna. I 5 Stelle contro l'elezione diretta delle province. Ad ascoltare le dichiarazioni dei 5 Stelle siciliani contro l'elezione diretta dei rappresentanti delle province, non si può fare a meno di pensare che si tratti di una vera e propria allergia alla democrazia. Il loro referente regionale Nuccio Di Paola chiede infatti, con argomenti populisti, di spostare i fondi necessari al ripristino delle province ad altri capitoli di spesa. Preferiscono infatti che invece che i cittadini, gli organi delle province vengano eletti da un ceto politico composto da consiglieri comunali e sindaci. Approvato dall'Ars il nuovo codice degli appalti. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato ieri il nuovo codice dei contratti pubblici proposto dal governo Schifani e dall'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò. Il testo recepisce con alcune modifiche la norma nazionale, garantendo un dimezzamento dei tempi per i pareri e procedure di gara più celeri. Indagato il deputato leghista Geraci, sindaco di Cerda. Il sindaco di Cerda e deputato regionale leghista Salvatore Geraci, componente della Commissione regionale antimafia, è indagato perché avrebbe fatto pressioni sul comandante della Polizia Municipale per indurlo a insistere sul questore per consentire il passaggio della processione della Via Crucis nella via in cui si trovava agli arresti domiciliari un condannato per associazione mafiosa. Fortissime le polemiche e le richieste di dimissioni. Noi siamo garantisti e crediamo che l'eventuale condanna del deputato competa soltanto alla magistratura, ma quantomeno l'autosospensione dalla Commissione antimafia regionale sarebbe un gesto necessario e doveroso. Recuperato il relitto nave romana del III secolo. Eccezionale il recupero del relitto di una nave romana del III secolo d.C. individuata nei fondali di Marausa, nel territorio di Misiliscemi, a pochi chilometri da Trapani. Il relitto, naufragato a circa 100 metri dalla riva e a 2 metri di profondità, è in ottime condizioni e presenta un carico composto da contenitori da trasporto e una grande varietà di oggetti. Il relitto è stato sollevato nella sua interezza e trasportato al Museo Baglio Anselmi, dove verrà immerso in una piscina con acqua dolce e al trattamento conservativo. Ecco il rum siciliano. Nasce a Modica la prima distilleria di rum in Italia dalla coltivazione della canna da zucchero. 3 imprenditori hanno intrapreso un percorso di riscoperta di materie prime del territorio abbandonate da secoli. Nasce così la distilleria artigianale. La coltivazione della canna da zucchero dalla quale si produce il rum venne introdotta dagli arabi nel VII secolo e abbandonata senza lasciare tracce dopo alcuni secoli. Il clima siciliano, con estati calde e inverni miti, consente alla canna da zucchero di raggiungere la maturazione ideale per trasformarsi in ottimo rum siciliano. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.